Per Pro Vercelli Venezia, Massimo Barchesi. Buon pomeriggio da Vercelli. 3 giorni dopo il Parma al Piola arriva un'altra grande, il Venezia di Pippo Inzaghi, che grazie alla frenata delle dirette rivali a 3 vittorie consecutive è rientrato in piena corsa per la promozione diretta, e tra l'altro il calendario dà pure una mano ai lagunari. Un Venezia che si presenta a questo appuntamento con il morale alle stelle dopo il netto successo per 3-0 sul Palermo. A questa partita ci arriva bene e con un morale ritrovato anche la Pro Vercelli, tornata in gioco per la salvezza dopo la vittoria di misura sul Parma. La squadra di Gianluca Grassadonia vuole togliersi dall'ultimo posto attualmente condiviso con la Ternana, che sarà ospite dei piemontesi tra 10 giorni qui al Piola. 4 le assenze nella Pro, gli infortunati Bertosa, Canute e Altobelli, oltre allo squalificato Rajcevic. Nel Venezia non disponibile l'attaccante spagnolo Geco. Le formazioni: la Pro Vercelli in campo per la prima volta con il 3-4-3 come modulo, che prevede davanti al portiere Pigliacelli una linea difensiva formata da Bergamelli, Gozzi e Gidai, a centrocampo Ghiglione, Germano, Vives e Mamarella, in attacco Bifulco, Reginaldo e Rovini. Il Venezia di Pippo Inzaghi invece non cambia assolutamente modulo, prosegue con il tradizionale 3-5-2, Audero in porta, in difesa Cernuto, modulo che è uno degli ex Domizzi, a centrocampo Bruscagin, Falzerano, Stulaz, Suciu e Garofalo, in attacco l'altro ex Zigoni e Marsura. Dirigerà Baroni di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Cagliari e Vecchi, quarto uomo Minelli. A Vercelli il cielo è grigio, la temperatura è di 16 gradi, si gioca come saprete qui al Piola su campo sintetico. Corsini, a te. Scocca il 22esimo in questo momento, 0-0 tra Pro Vercelli e Venezia, ma la Pro Vercelli è andata vicinissima al gol del vantaggio al 18esimo. Conclusione di Rovini, pallone deviato, si è gettato sulla sfera Ghiglione, che dall'area di porta a botta sicura ha calciato, ma il suo tiro è stato rimpallato da Domizzi. Poi il rimpallo ha sfavorito l'attaccante della Pro Vercelli e si è ripreso con una rimessa da fondo campo, ma è una Pro Vercelli che sta giocando meglio del Venezia, una Pro Vercelli all'assalto. Vediamo ancora Ghiglione, limite, pallone in mezzo, non ci arriva Reginaldo, poi Bifulco per Mamarella, conclusione respinta in qualche modo da Cernuto, pallone in fallo laterale, continua ad attaccare la Pro. Vediamo Germano, pallone fuori dall'area di rigore, vediamo ancora Rovini che fa salire uno dei difensori Bergamelli della Pro Vercelli. Vediamo il colpo di testa netto da parte di Modolo, pallone recuperato momentaneamente dal Venezia, perché la Pro Vercelli è davvero molto molto aggressiva. Siamo giunti al 23esimo, seguiamo l'attacco portato da Rovini, ma c'è il fischio del direttore di gara, c'è un calcio di punizione in favore della Pro Vercelli. 23 sul cronometro, Pro Vercelli 0, Venezia 0. Carpi. È un monologo della Pro Vercelli in questo avvio di partita, in questi primi 28 minuti. 0-0 però il parziale tra la Pro Vercelli e il Venezia. Altra occasione al 25esimo per la squadra di Grassadonia, schema da calcio d'angolo, pallone che è arrivato al limite dell'area, ha provato Ghiglione, la conclusione verso la porta, pallone deviato, nuovo calcio d'angolo senza esito per la formazione piemontese. Ora un po' di respiro per il Venezia, che è in grande difficoltà soprattutto per il pressing altissimo operato da parte della Pro Vercelli, una Pro Vercelli che è scesa in campo con una formazione davvero all'arrembaggio. Per la prima volta Grassadonia adotta il 3-4-3. Ora vediamo il pallone nella metà campo della formazione piemontese, ma è perso dal Venezia. Vives, giocatore di grande esperienza, 37 anni, ex Torino, mette in movimento Rovini, una spallata da parte di Domizzi, calcio di punizione in favore della Pro Vercelli. Si scalda anche il pubblico del Silvio Piola. Siamo al 29esimo, 0-0 tra Pro Vercelli e Venezia. Carpi. E Scognamiglio Marsura è passato in vantaggio il Venezia a sorpresa al 32esimo, cambia il parziale al Piola. Pro Vercelli 0, Venezia 1. a te Monaco. Andiamo a Vercelli, minuto 35 anche a Vercelli, angolo in favore del Venezia che si è portato in vantaggio poco fa con il quinto gol in campionato di Marsura. Seguiamo il primo tiro dalla bandierina in favore della squadra di Pippo Inzaghi. Vediamo Stulaz, lo sloveno nato a Capodristia, pronto a battere con una traiettoria ad uscire. Ecco il cross di Stulaz, Mammarella mette fuori il pallone dall'area di rigore. Vediamo c'è il contropiede da parte della Pro Vercelli, poi vi racconteremo la rete realizzata dal Venezia. Vediamo Rovini, controlla bene il pallone, va in 1 contro 1 con il sinistro, la conclusione respinta, poi allontana definitivamente la minaccia Falzerano. Dunque il Venezia si è portato in vantaggio al 32esimo
su splendida combinazione con conclusione di Marsura, che ha beffato la Pro Vercelli perché il pallone ha prima colpito il palo interno e poi si è insaccato in rete. Bella azione comunque del Venezia, con una combinazione che ha portato al tiro l'ex giocatore del Brescia, che ha messo a segno il quinto gol in campionato. Siamo al 36esimo, è stato un gol beffardo per la Pro Vercelli, che aveva dominato la prima mezz'ora. Pro Vercelli che si è riversata chiaramente in attacco dopo la rete subita, ma è sotto la squadra di Grassadonia. Pro Vercelli 0, Venezia 1. Carpi attacca la Pro Vercelli con Mammarella, pallone allontanato in fallo laterale da Bruscagin, rimessa in zona d'attacco per la formazione di Grassadonia. È pronto lo stesso Mammarella. Siamo alla mezz'ora della ripresa con il Venezia che è sempre avanti 1-0. Mammarella all'indietro per Bergamelli per Gidai, eccolo l'italo nigeriano servire ancora Bergamelli, largo sulla sinistra, è rimasto Mammarella, filtrante per Alex, spalla alla porta, si gira, Alex vorrebbe andare al cross, è chiuso da 2 avversari, ora da 3 e inevitabilmente perde il pallone Alex, ma con caparbietà però ci ritorna e lo riconquista, lo serve all'indietro a Bergamelli, ancora al portoghese, parte il cross di Alex insidioso, Domizzi, diagonale perfetta di testa da allontanare e poi rinvio definitivo da parte di Bruscagin. Venezia è andato vicino al gol del 2-0 qualche minuto fa su angolo battuto da Stulaz, colpo di testa di Andelkovic, pallone sul palo, poi si è creata una mischia che è stata risolta dai difensori della Pro Vercelli. Siamo al 31esimo della ripresa con il Venezia in vantaggio sulla Pro per 1-0. Linea Carpi. Dell'Empoli ha sparato clamorosamente. Venezia, attenzione, Meini ha segnato Stulaz esattamente al 32esimo della ripresa, cambia il parziale al Silvio Piola. Pro Vercelli 0, Venezia 2, nuovamente Carpi. Qui siamo al 38esimo, attacca la Pro Vercelli, Andelkovic in anticipo di testa su Reginaldo, poi completa il disimpegno scagliando il pallone in fallo laterale Bruscagin. 2-0 dunque in favore del Venezia sulla Pro Vercelli. Tra poco vi racconteremo il raddoppio da parte della formazione di Pippo Inzaghi, lo facciamo subito dopo questo inguardabile cross di Mammarella con pallone che termina direttamente oltre la linea di fondo campo. Secondo gol in campionato per il centrocampista sloveno, peraltro consecutivo in quanto era andato a segno nel match di venerdì scorso contro il Palermo. Stulaz si è impossessato del pallone, è entrato all'interno dell'area di rigore e ha battuto in diagonale Pigliacelli, pallone nell'angolino basso alla destra dell'estremo difensore della Pro. Scusa Pisantis, il finale da Vercelli con la vittoria del Venezia sulla Pro Vercelli per 2-0. Marsura al 31esimo del primo tempo, Stulaz al 32esimo della ripresa. A te.